Abbiamo incontrato intanto il prefetto e il procuratore, il capo della DDA, la quale ci hanno confermato appunto ormai il radicamento delle mafie nel nostro territorio. Di fronte a questo non possiamo girarci all'altra parte, ma dobbiamo aprire gli occhi, credo, e dobbiamo lavorare sui territori. Dopo le recenti inchieste che hanno portato alla luce la presenza dell''ndrangheta in Veneto, il radicamento della camorra soprattutto nella zona del litorale con l'arresto dell'ormai ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre, i commissari del PD membri della commissione antimafia hanno voluto incontrare il prefetto Zappalorto e il procuratore Cherchi in mattinata, mentre nel pomeriggio gli abitanti e non solo a Eraclea. È evidente che qui l''ndrangheta e nel caso di Eraclea la camorra stanno aggredendo l'economia legale, non sparano, non compiono crimini evidenti contro le persone, questo però non significa che siano meno pericolose. I soldi che provengono dalla droga o da altre attività illecite che inquinano l'economia legale, le imprese di questo territorio rischiano di mettere a repentaglio la democrazia e la convivenza civile. Per questo bisogna accendere un faro. Per questo chiedono una commissione antimafia nella nostra regione, che da tempo viene caldeggiata ma senza esito. Io credo che su questo, proprio per fare un lavoro trasversale che coinvolga tutte le forze sane della società, sia necessario anche istituire nel Veneto una commissione antimafia, nella regione, come c'è in tante altre regioni. Io credo che questo sia un'emergenza e una necessità della nostra regione, non per criminalizzare un territorio, ma per comprenderlo, per capirlo meglio e per parlarne, perché di fronte a questi fenomeni non si può stare zitti, ma bisogna iniziare a parlarne con tutti.